la gente di Cammarata con la birra in mano e la montagna nel cuore per applaudire i propri beniamini che oggi giocheranno contro una Folgore Castelvetrano alla ricerca di punti importanti per quantomeno giocarsi la salvezza agli spareggi in retrocessione. Un saluto qui da Gabriele Rivetta, benvenuti dal video di Marco di Cammarata. Oggi Camarat contro Folgore Castelvetrano. Occhio proprio al tiro provato dal numero 18 D'Amato, che ha già bloccato la gara, un fulmine della Folgore. Il Camarat, il gol della Folgore. Ora occhio a Pane che entra in aria a rimorchio, Marchica murato sulla linea, chiama palla Pisciotta che va a sinistra a giro. Può andare Pane, pallone che passa a Pierce, bloccato da Vianzon, calcio d'angolo, bloccato Marchica, prova a mettere questo cross al centro, in realtà diventa un tiro e si deve impegnare Castiglione. Pane prova lui col destro, 90 secondi di Amato, ancora Pane, allora di Marchica! Va Pisciotta stavolta, ma il risultato non cambia, palla fuori. C'è questo calcio d'angolo già battuto, Pane mette il pallone di nuovo al centro, Castiglione con un riflesso incredibile evita il 2-1 che vede Baio, cross al centro troppo lungo, può però avventarsi nuovamente Guerrero Ferreira che si fa fare fallo, anticipa il suo avversario e conquista calcio di rigore. Può andare Pierce, non sbaglia! Pierce, adesso occhio, questo pallone buono in aria, Castiglione fa una grandissima parata, si è infilato perfettamente Marchica. Oh, qua nel frattempo occhio perché ha perso il pallone, centrocampo del Camarat e poi traversa piena colpita da Diallo. Baio, Pisciotta, Pane mette al centro, Pane, Castiglione non si fida della presa e arriva il palo vero di Marchica che poi non riesce a girare, incredibile, carambola impazzita nell'area di rigore della Folgore. Pane va direttamente in porta, Castiglione volo pindarico e la toglie dalla rete. C'è sempre Pisciotta, pallone per Mirabelli che scarica il destro, rimane in aria il pallone e c'è il 3-1. Annullato il gol per posizione di fuorigioco. Come gioca bene il Camarat sulla tre quarti, ancora Guerrero, prova ad andare, cross al centro, Marchica scavalcato ma può tornare sulla sfera. Pierce prova a coordinarsi, stoppa per Ledesma, Castiglione ancora e poi Marchica era in fuorigioco. Pisciotta, sempre lui, Pisciotta ancora, la giocata per Pane, Janson diventa portiere e un po' spegnendosi come tutto l'attacco rossonero. Qua rilancio per Pierce, ottimo controllo, Pierce va con lo scavalco, Nacho Pierce, tanta confusione, esce il Camarat ancora con Guerrero, il tacco al centro, Marchino colpisce male Pierce, palo gol ancora Nacho Pierce. Famiano a vuoto, occhio perché c'è D'Amato in aria, D'Amato prova il tiro, Banfi. Nel frattempo occhio perché il pallone è passato, ancora Camarat con il sinistro strozzato, scende, perde palla e può andare a porta libera, Marchica che mette al centro, per Pisciotta non arriva per poco, c'è Crescente più lontano, pallone che arriva proprio nel gruppone e c'è la rete di Lippo. Palma olimpica, va lontano, non perfetto e Pane poi, Pisciotta, tutto buono, Pisciotta non salta il portiere e poi arriva il 5-1 e lì in alto e manda un chiaro segnale. 5-2 Raga, ma esagerare, la tripletta di Pierce, il gol iniziale di Marchica che aveva risposto al vantaggio della Folgore dopo
90 secondi.